Buonasera. Non abbiamo qui il pittore Silvano Campeggi, detto Nano, anche perché vi meraviglierà una cosa, io devo dire, vedendo questo palio mi emoziono, pensando proprio al pittore. Sembrerebbe un pittore giovanissimo, da un tratto veloce, questi cavalli che volano in libertà. Pensate, è un uomo di 95 anni che l'ha fatto, quindi questo emoziona per questi motivi. È un pittore comunque di fama internazionale, ha disegnato per i più grandi cinema a livello mondiale, per Gudemeyer, ha fatto tutte quelli che allora una volta si chiamavano i cartelloni. Nel cinema prima si mettevano questi cartelloni che erano dipinti a mano, lui ha dipinto i più grandi cartelloni, ha dipinto dal Ben-Hur con quei cavalli, i più grandi devo dire, manifesti del cinema. Ha fatto tutti i ritratti della Marilyn Monroe, alle Gardner, ai più grandi attori che ci sono stati. Da lì è passato, sempre giovanissimo, a un altro tipo di pittura, la pittura di quella classica, veramente classica. Ha dipinto per l'Arma dei Carabinieri le sale risorgimentali, ha fatto il Carabiniere salvo d'acquisto come francobollo per lo Stato italiano, ha vinto il Fiorino d'Oro a Firenze, ha dipinto il palio dell'Assunta di Siena nel 2001. È un pittore quindi a tutto raggio, a tutto largo, proprio in maniera di una sensibilità incredibile. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo da tantissimi anni perché anche lui frequentava l'Isola d'Elba, la cittadinanza onoraria del comune di Marciana, lì ha fatto un grande quadro anche per l'aula consiliare, i sassi del Campeggi che sono ormai famosi anche questi in tutto il mondo. Quando l'ho incontrato, dopo aver conosciuto il Paolo Borghi, questo pittore che usciva dalla scultura, il palio di 3 anni fa, e quello della Cecilia Ricacci, avevo un po' di timore a parlare con questa persona di una grande capacità. Nano non perché è nano, è alto 1,95 m, per dire anche il discorso che ancora dipinge con questa freschezza che sa di libertà. Questi cavalli stanno uscendo fuori da questo cielo celeste con questa Madonnina esemplificata, ma che è il simbolo un po' della tenerezza, in maniera quasi di corsa, ma di libertà, di leggerezza, di semplicità. Quindi io credo che un palio che a Piancastagnaio rimarrà sicuramente nella cronaca di questo paese, ma rimarrà come un'opera d'arte. Forse io mi auguro che ne possa dipingere altre per l'amicizia e per l'amore che ho nei confronti di questo pittore. 95 anni, comunque un augurio per noi, un augurio per questo palio che, come ho detto, sembra dipinto veramente da una persona dallo stile fresco, ecco, giovanile. Quindi un grazie, lo dico davanti a tutti i miei cittadini Piancastagnaio, a Nano per averci fatto questo regalo, un regalo importante. Io il timore quando gliel'ho chiesto che mi dicesse di no è stato forte, invece con la sua veramente grazia di fiorentino, con la sua arguzia, mi diceva chissà che farò un domani, questa era la sua leggerezza, no, devo ancora fare tante cose, quindi questo è un auspicio per tutti, mai arrendersi, sempre andare avanti con una speranza e con la fiducia. Purtroppo non lo può vincere il comune, se no me lo terrei per me in aula consiliare, però auguri alla contraria che se lo prende, veramente un augurio forte. Grazie a tutti.